Un incontro si è svolto per la sicurezza della viabilità a Porto Empedocle in merito ai 3 ponti. Lei ieri ha avuto un incontro con i vertici dell'ANAS, ecco, che informazioni ci può dare? Sì, noi come amministrazione abbiamo sempre puntato alla sicurezza stradale dei nostri cittadini, ma non solo ai nostri cittadini, perché l'asse viario della strada statale 115 in realtà collega tutta la Sicilia meridionale. Ieri abbiamo avuto in comune un incontro con i vertici dell'ANAS, è venuto l'ingegnere Montesano e il progettista dei lavori sui ponti, il geometra Vinti, alla presenza dei tecnici del comune, al comandante dei vigili urbani, dottore Putrone. Abbiamo appunto osservato la tempistica, le modalità di svolgimento di questi lavori che partiranno a breve. Partiranno prima su uno dei ponti e sarà per certi versi per parte inibita dicevano lo Spinola, quello sotto la cementeria, ma saranno tutti e 3, sia quello sul torrente Re, lo Spinola appunto e l'altro adesso non mi sovviene, ma l'importante è che sarà messa in sicurezza finalmente tutta la zona. I lavori sono stati finanziati e quindi partiranno a breve. Abbiamo riguardato anche le possibilità di attraversamento, perché evidentemente ne verrà diciamo, influenzato il traffico viario dell'intera Sicilia meridionale, quindi sono cose importanti da stabilire e da disciplinare. Faremo delle ulteriori sedute anche dal punto di vista tecnico e parleremo anche con la Capitaneria di Porto. L'altra cosa che si è puntualizzato lì, di cui abbiamo parlato e che noi vorremmo anche sviluppare e potenziare, è la possibilità del completamento dell'asse urbano, che evidentemente consentirebbe il traffico, lo svolgimento del traffico pesante al di fuori della città di Porto Empedocle e sarebbe veramente una valvola di sfogo imprescindibile. Speriamo di poter incentivare, perché quello è di competenza regionale mentre l'ANAS è stato, di poter incentivare la collaborazione fra i 2 soggetti in modo da addivenire finalmente al completamento di quest'opera.